quando ci si trova di fronte a un'emergenza sono obbligato dal Vangelo a fare il buon samaritano, visto che in qualche maniera ho la possibilità, abbiamo gli spazi, l'ambiente per poterlo fare. Mi parrebbe, se non lo facessi, di tradire un po' il Vangelo, ecco. Ancora una volta è stato Donaldo Danieli ad aprire le porte della sua parrocchia, un gesto, quello del parroco, che ha permesso in extremis di evitare che si ripetesse quanto già accaduto a febbraio, quando i migranti sono rimasti in autobus per un'intera giornata bloccati davanti alla stazione ferroviaria. Un intervento, quello del prete, dettato dalla carità cristiana. Così, dopo aver aperto le porte per il Ramadan gli scorsi anni, il prete dell'accoglienza ora ha allestito la struttura della parrocchia con delle brande messe a disposizione dall'esercito. Fino a sabato sarà in grado di accogliere una cinquantina di persone, poi dovranno tutti trasferirsi perché sabato la struttura è stata prenotata per attività ricreative, ma prima ancora che le donne ospitate da Donaldo abbiano trovato una sistemazione per le prossime settimane, già si preannunciano nuovi arrivi ed è a questo punto emergenza vera, al punto che anche la prefettura si è attrezzata per offrire un supporto nel caso in cui la situazione diventasse drammatica. L'ipotesi Tendopoli a Susegana e San Biagio di Callalta sembra intanto prendere piede, un'eventualità che Donaldo invita a scartare, suggerendo di provare ancora a percorrere altre strade. Soprattutto se piove, ci sono delle escursioni termiche tra il giorno e la notte, di giorno troppo caldo, troppo freddo. Allora io mi sentirei in colpa avere una sala, questo palazzetto, e dire voi state fuori una tenda. Ma intanto il parroco di Paderno si trova anche ad affrontare un discreto numero di parrocchiani che non condivide la sua idea di accoglienza, una fronda che rischia di costringere il prelato a gettare la spugna. Se tutti non fossero dalla mia parte, l'ho già detto, io non mi sentirei di guidare questa comunità.